Paolo Bologna, vicepresidente della Proloco di Portoviro. Oggi è una bella giornata di motociclismo. Da dove nasce questa idea, Paolo? Questa iniziativa nasce un dialogo già da diversi mesi tra il sottoscritto, i vari componenti dell'associazione Proloco di Contarina e il nostro presidente, che è un motociclista consolidato da diversi decenni. Lavorando per mezzo delle mie attività siamo a contatto anche dei vari settori del motociclismo, anche il modello delle Harley Davidson eccetera eccetera, e abbiamo amici che spaziano da Rovigo, dei Born to Wild, e i nostri locali, i nostri amici concittadini locali e gli amici di Treviso. Ci siamo confrontati e abbiamo deciso di fare questa iniziativa domenica 19 qua a Caccapelino, nella sede operativa della Proloco di Contarina, e iniziare a trovarci così confrontandoci, e sarà l'ennesima iniziativa in collaborazione con diverse realtà e spaziate anche oltre il confine della nostra città. Interloquire, creare aggregazione, creare socialità in modo da poter crescere insieme. Il programma si svolge partendo dalla Piazza Repubblica, poi dopo transiteremo verso Porto Levante, poi dopo il percorso va a visitare le valli, arriveremo a Porto Tolle, dove in Piazza Repubblica abbiamo la colazione, a Porto Tolle abbiamo l'aperitivo, poi dopo si rientra per la parte di Cavenier e ci convogliamo tutti con le moto eccetera eccetera, con i vari mezzi qua alla sede della Proloco di Contarina, e faremo un pranzo comunitario tutti insieme per conoscerci. Devo ringraziare sempre doverosamente il nostro parroco, Don Alfonso Boscolo, che ci sostiene in diverse iniziative. Ringrazio l'amministrazione e ringrazio tanti cittadini locali e anche extra paese, perché veramente ci stanno dando delle soddisfazioni che sono una gratifica energetica.